Occhio Stefano, dai qua. Dai dietro, sono due dietro. Ed eccoci finalmente a una delle gare più aspettate in questa Serie A. Sfida fra gli Ziccusi in maglia blu e le Aquile di Sicilia con la maglia colorata, così, diciamola così, base nera colorata. Partita che si preannuncia essere scoppiettante, giocatori di alto livello e molto divertimento. Polis apre da un compagno. Bonfardino, zona tiro, calcia lontano, attenzione, non perfetto, ma riesce a cavarsela Miccichè. Attenzione d'amico, palla in mezzo, Sgroi! Arriva il sorpasso delle Aquile, neanche un minuto e mezzo circa, arriva l'1-0, no, ho soltanto la mia. Qua guarda, qua ci sono una pari di in caso sai che fai? Ciao. Questa è prima contro terzi. Attenzione qui, palla in mezzo, Miccicheno perfetto, quindi Paolisi vuole calciare, Paolisi si mette col colpo, tacco intelligente per la conclusione di Devola, terminata sul portiere. Ancora forte. Attenzione, grande giocatore di Devola per Bonfardino ancora vuole calciare, traversa. Parlato, uno dei primi palloni toccati in questa gara. Quindi D'Amico calcia, attenzione, palla che rimane lì, Girgenti riesce a bloccare tutto, poi palla rimane a metà, D'Amico se la trova lì Girgenti. Priolo, Devola, parte, doppio passo, sposta velocissimo, ancora il 91, a rimorchio arriva il numero 10 Paolisi, gliela ridà col tacco, palla così, se la cava però Devola, diventa buona per Bonfardino che con l'esperienza se ne va, ancora Bonfardino, magia ancora Bonfardino, con la forza, con la voglia, poi tacco! Largo! Mamma mia Bonfardino, c'è il calcio d'angolo. Ha fatto una cosa incredibile Bonfardino, ne vedremo delle belle in questa partita. Questo è un assaggio di tutto quello che potremo vivere qui. Bonfardino calcia largo. Sgroi. Parlato. Apre da D'Amico vuole calciare forte sotto le gambe di Girgenti, arriva la solo
gol qui di Devola che da posizione impossibile fa 2-1. I Ziccusi dimezzano lo svantaggio. Buona. Attenzione, Priolo guadagna la sfera, Priolo in mezzo a due, poi Bicicchia. Ferrara apre tutto da D'Amico, perde l'attimo anche il pallone, Devola irrompe, poi D'Amico con personalità se la riprende alla fine Priolo, se ne va Priolo, può calciare, palla in mezzo dove arriva al numero 91 Devola, viene fermato per un attimo, quindi Faulisi tocca e controlla questa sfera dietro da Girgenti. Attenzione, palla buona per D'Amico, calcia largo. Ciao. Bonfardino calcia da lontano, strozza un po' troppo la conclusione. Miccichia D'Amico, Priolo, attenzione, grande giocata di Devola che sposta e dribbla tre avversari. Faulisi, zona tiro, colpisce D'Amico, laterale per gli Ziccusi. Attenzione, palla rivolta verso Bonfardino e poi Devola, anzi non Devola ma Faulisi, non fortunato nella seconda palla. Gueccia torna dietro da Ferrara, finta su Devola ancora, Ferrara se ne va. D'Amico, Gueccia, ancora Gueccia, finta, se ne va, Ruleta la ritrova, la palla non è uscita, anzi sì. Bonfardino gira, attenzione, palla a metà, arriva Ferrara,
Devola per fare 3-1, più lesto e veloce di tutti, capisce la possibilità di far gol e lo fa. Ferrara 3-1. Paoli, Paoli, non lo ricordi come si chiama? Lui. Questo che ha la palla. Basile. Ma lo ascoltato. Bonfardino. Devola. Giocata. Ancora Devola. Vuole ripartire, gioco di gambe, velocissimo come sempre. Bonfardino, vuole calciare, forte! Palla che torna a lui, ancora Bonfardino in aria, in qualche modo Gueccia la mette fuori, calcio d'angolo. Terzo fallo. Anzi non è calcio d'angolo, ho interpretato male le mimiche del signor Callipo. Gueccia. Palla un po' a metà. Tacco di Amoroso. Capisce tutto Bonfardino. Devola. Dribbling. Ancora Devola veloce in aria. La tiene. Vuole uscire col pallone ai piedi. C'è in mezzo Basile. Servito. Basile può calciare. Perde l'attimo. Quindi dietro da Bonfardino. Che punta, calcio deviato, calcio d'angolo. Attenzione a Badaiacca deviato, laterale per insieme al calcio d'angolo per gli Ziccusi. Arriva Sa. Badaiacco. Ancora il 6, in mezzo a 2, allarga quella punta da Devola che la tocca solo col sinistro, sposta, calcia, deviato, laterale quindi per i Ziccusi. Badaiacco. Finta di Badaiacco. Basile, centrale, arriva veloce, conclusione! E grande rete di Devola che accorcia ancora le distanze, doppietta del 91, 3-2. D'Amico sposta la palla, anzi non era D'Amico, anzi sì, scusatemi. Ora Sgroi, prova il tunnel, viene fermato da Bonfardino. Sempre Bonfardino, sbaglia. Qui leggerezza di Gueccia. Scrivi 3-2. Sempre di Ziccusi. Un gioco. Su molto. Quanti anni hai? È il quarto.
D'Amico stoppa, ancora D'Amico viene fermato, Basile con un po' di fortuna. 18. Badagliacco, tacco, capisce tutto Gueccia che si accontenta della rimessa, capito? Sgroi. Attenzione, Faolisi, fino in fondo, chiude Miccichè. Te l'avevo comprato, non bi, guarda che ho comprato. Kit pulizia per... Talia. Amoroso, esterno da favorire Sgroi, sale Parlato, servito con un pallone molto complicato, il dirigente ringrazia e riparte. Basile. Amoro dietro, Amoro. Seguilo dietro, Stefano. Faolisi. Qui fallo di Gueccia. Quinto fallo. Signori, è il quinto, No, ne dobbiamo fare più, Arriva, Attenzione, Faolisi. Se ne vuole andare, ferma tutto Sgroi. Palla in avanti, Parlato, torna dietro. Gueccia gira il pallone da Amoroso che vuole tornare dietro. Attenzione, rischia un poco. Basile in arrivo anziché Bonfardino. Parlato gliela soffia via. Ancora Parlato, mette il corpo. Gioca bene questo pallone e libera i suoi. Sgroi, tocco infelice, Badagliacco su di lui, forte e deciso, ancora Badagliacco. Chiude Miccichè che strilla contro i suoi. Faolisi. Bonfardino, finta di calciare, torna sul destro, Bonfardino calcia, deviato, Gueccia vuole uno scatto dove non sale nessuno. Uno qua, uno là, Imbucata qui Sgroi, rischia un poco, poi allontana tutto in avanti, Bonfardino con la testa, raccoglie la seconda palla, Faolisi, Badagliacco, non gliela ridà, c'è libero Basile, servito quest'ultimo, Basile, pensa alla conclusione, Basile sposta e calcia, alto. Parlato, lanciato in 1 contro 1 con Bonfardino, ancora tunnel, mamma mia! Largo, Parlato, ma che tunnel su Bonfardino. Giocata da 10, anche se c'ha il 21. Allora facciamo un giocata alla Dybala quando giocavo con la 21. Parlato. Imbuca Gueccia che torna dietro, Ferrara è ultimo, salta Badagliacco, salta anche Priolo, servizio alla lesione di Gueccia che entra in aria, palla a rimorchio, nessuno in arrivo. Torna, torna! Parlato. Imbucata nelle zone di Parlato da parte di Ferrara, Parlato, dribbling e conclusione alta. Parlato prepara tutto benissimo, poi sbaglia nella conclusione anche se giustamente mettendosi in proprio e facendo le giocate così complicate che riescono a pochissimo tempo per battere la rete. Qui Faolesi semina il panico nella difesa delle Aquile, poi calcio d'angolo. Attenzione, la palla sbatte sul palo. Possono ripartire le Aquile.
con questo pallone verso Parlato che la piazza e chiude i Girgenti. Attenzione, Parlato aveva calciato, chiude, quindi Bonfardino che sbaglia questo pallone. Gueccia, Miccichè, puoi giocare 1. Parlato, velo a favorire Ferrara, si distende a terra, Faulisi che blocca tutto, Priolo, Devola, l'autore della doppietta che sta tenendo in vita i suoi. Faulisi passa in un fazzoletto, poi Minci che si distende, la fa sua d'amico, velocissimo per Sgroi che la tiene, no. Bonfardino, velo intelligente per Faulisi, Devola, Bonfardino, finta di corpo, ancora Bonfardino, vuole calciare, appoggio quindi da Faulisi, anzi scusami, la Devola che vuole passare su Parlato che lo blocca, vuole ripartire il numero 21, Parlato si libera la conclusione, Girgenti mette giù. Poi in anticipo Ferrara, bucato, Priolo 2 contro 1, Priolo, secondo palo, dove arriva puntuale Devola per la tripletta. 3-3, pareggio Ziccusi allo scadere del primo tempo. Devola, quando parte fa male, malissimo. Qui graziati ragazzi per questo errore. Intanto termina qui il primo tempo, 3-3. Siamo tornati in diretta dopo il break fra primo e secondo tempo, 3-3 il parziale dopo i primi 25 minuti, adesso ci saranno altri 25 logicamente a capire chi delle due squadre avrà più voglia di vincere questa partita. Ferrara, Miccichè, Parlato, velo, non ci sono maglie del suo colore ad aiutare. Priolo pensa addirittura alla conclusione, porta avanti il 22, ancora Priolo, vuole il destro, parte ora, deviazione, non riesce Devola, quindi Parlato in avanti fuori misura.
Polisi, falla dietro da Bonfardino. Sposta Bonfardino. Vuole un inserimento. Alla fine calcia! Alto. Bello, dai. Arriviamo a 10 forsenza, vado a 6 kg. Tu al 7. Vediamo se questa profezia risulterà vera. Diceva al 10° tiro lo fa gol Bonfardino, ne ha fatti 6. Qua arriva dalla panchina, vediamo, Bravo. Devola. Se ne va, calcia! Largo di poco. Dai. È solo qua, Vicio. Priolo se ne va sul parlato. Si torna nelle zone di Devola che ricomincia. Priolo da pivot si gira ancora, buona la palla per Devola, finta Devola, ancora c'è in appoggio Priolo che calcia alto. Bella Vicio, bella. Attenzione qui, tunnel di Devola, non c'è niente. Parlato, zona tiro, parlato, Girgenti perfetto, poi arriva Bonfardino. Devola, palla che rimane un po' a metà, Ferrara gestisce bene il pallone. Priolo vicino da Devola, imbucata, palla di ritorno Devola, attenzione, errore ancora tu per tu, può ripartire parlato, 3 contro 3, anticipo secco di Priolo, D'Amico se la riprende con caparbietà, ancora i due che lottano, alla meglio Priolo sposta, vuole calciare, Priolo se viene il panico, Priolo, mamma mia che parata di Miccichè, poi Amoroso, male, e Miccichè allontana. Bonfardino, palla di Devola per Priolo, calcio d'angolo. Bonfardino da qui può calciare, calcia lui, 7° tiro di Bonfardino, alto, 7, abbiamo detto a 10 deve fare gol, 7 ne ha fatti. Polizia. Qui fallo su D'Amico, arriva il giallo per Faulisi. Davanti la palla, anda! Dice tu,
Pronto D'Amico, va lui, piazzato forte sul palo per fare 4-3 delle Aquile. D'Amico, grandissimo gol del 7 che si conquista la punizione e poi la realizza. Angelo, vabbè, di Umberto, 4-3. Vabbè. D'Amico, si è acceso il 7, calcia! Incrocio. Attenzione D'Amico, 1 contro 1, D'Amico arriva al rimorchio, Gueccia per il più facile di Tapin per fare 5 retri a 3, assist di D'Amico, gol di Gueccia, 2 di distacco adesso. Anticipo di Gueccia che è entrato in partita. D'Amico vuole calciare col sinistro, finta, poi appoggio, Faulisi chiude e serve in avanti Priolo. Devola sposta, calcia, Michiché ancora presente. Devola viene fermato da Christian Ferrara, poi la palla termina fuori in favore delle Aquile. 1, 2, 3. Gueccia servito, si gira Gueccia, vuole un appoggio, arriva D'Amico che cambia lato, quindi arriva Amoroso, finta, ultimo uomo, rischia, perde il pallone ma di fatto non fa neanche ripartire gli avversari, quindi rimessa laterale per gli Ziccusi che ripartono con questo pallone centrale verso Devola, il più pericoloso dei suoi fino ad ora. Bonfardino vuole il tiro, ancora Bonfardino, lascia con la suola, Faulisi, Devola, zona tiro, calcia, Michiché presente come sempre. Qui Amoroso parte in mezzo a 3, Amoroso calcia Faulisi e poi la palla schizza nelle zone di Ferrara, che si accontenta logicamente di questa rimessa dal fondo, che fa rifiatare i suoi, che non hanno bisogno di offendere in più di quello che stanno facendo dati 2 gol di vantaggio. Intanto Bonfardino apre la Faulisi, anzi era Devola, poi Girgenti ammortizza tutto Bonfardino che se ne vuole andare, rischia un po' ma se la cava. Priolo calcia, colpisce Devola ma diventa un assist per Faulisi, Michiché presente di nuovo, poi con la punta calcio d'angolo. Attenzione, mi sa che gliel'ho un po' gufata qui al povero Michiché. Dicevo sempre presente, alla fine arriva il 5-4 di Ziccusi, sempre Devola,
poker del numero 91. Ancora Devola a recuperare questo pallone, poi Faulisi, gli scappa il pallone, se lo riprende, appoggio da Priolo, sposta e calcio alto. Attenzione, Devola! 5 gol di Devola, pareggio degli Ziccusi. Approfittano di questo errore. Attenzione, ancora Devola, rimessa laterale. Priolo prova la finta, chiude tutto Ferrara che viene spintonato, c'è il fallo. Parlato, forse una delle stelle più opache di questa serata, non una partita semplice, ovviamente. Bonfardino. Dribbling di Bonfardino, ancora Bonfardino vuole tirare, incrocio, errore. 8, ottavo tiro di Bonfardino, qua anche è sfortunato. Parlato, largo. Bonfardino. Piano piano sta indirizzando sempre di più la mira sulla porta, però sta facendo una grande partita, non sbaglia un passaggio. Almeno fino adesso, non voglio gufare anche a lui come ho fatto al povero Miciche. Tanto Bonfardino, no. Al prossimo al gol, re. Signora, time out dopo. Gueccia. Parte, viene fermato da Priolo, che riparte. Ancora Priolo, calcia, deviazione, palla che rimane in campo, poi Priolo, tocca quanto basta, Devola, finta, Devola su Miciche e poi Priolo, fuori. Errore degli Ziccusi per fare 6-5. Time out Ziccusi. Si riprende dopo il time out per gli Ziccusi. Polis, cioè scusami, Bonfardino sbaglia, attenzione, Sgroi arriva, calcio in porta, largo.
Girati, sa. Bonfardino, lungo, di testa parlato, mette fuori. Attenzione Devola! 6-5, 6 gol di Devola. Quando arriva a calciare da lontano fa malissimo. Abbiamo fatto noi venire a Figheria. Attenzione Devola, la riprende, strozza dopo la conclusione, poi lascia il campo per Faulisi. Gabri a destra, Gabri, non lo farei scappare. Attenzione. Gueccia. Tocca un pasta per D'Amico. Parlato! Tiro cross che si spegne sul fondo. No, il portiere si riprende, raga. Si un giro fino al portiere. Bonfardino, passa ancora Bonfardino, vuole calciare, si libera. Poi palla che diventa buona per Basile. Ancora Bonfardino, vuole il fondo, calcia esterno della rete. È solo! È la Gabri! Bella! A me? Quello che vuoi. È scappato! Calcio di punizione per le Aquile poco fa nella stessa porta. Ha fatto gol proprio D'Amico. D'Amico è uno schema, allarga, palla in mezzo forte, parlato in aria, esce la sfera e poi la palla rimane in possesso delle Aquile, sempre con Gueccia, finta, mette il corpo, poi Bonfardino in mezzo a due. Bonfardino lungo, col petto mette giù parlato, quindi tocca male qui Ferrara che rimedia al suo errore e alla fine Faulisi torna dietro. Bella Gabri. Andrea, sali avanti! Dai Gabri, scendilo, Gabri, fai. Bello! Qui gli porta via la palla Basile, palla in mezzo Priolo, finta! E conclusione per la rete del 7-5 degli Ziccusi. Priolo.
Gueccia. 1-1 raga, 1-1. Attenzione D'Amico, pallata. Parlato! Poi Giorgetti con un po' di fortuna. Attenzione, qui la recupera in qualche modo D'Amico. Steso. Ancora D'Amico, parlato, sposta in aria, ancora parlato. Perde un po' l'attimo, poi si mette in proprio, parlato, palla in mezzo, arriva buona per D'Amico. Può andare col destro! D'Amico, 7-6. C'è ancora tempo. 3 al termine. Paolisi. Priolo. Fermato, attenzione, palla buona per D'Amico che appoggia. Parlato! Pareggio delle Aquile. Pareggio delle Aquile con Parlato. Attenzione, Devola sposta ancora, Devola vuole il sinistro, Devola, palla che rimane lì, chiude qui Ferrara, palla che diventa buona per D'Amico che può sgasare sull'otto di sinistra, ancora D'Amico, finta, salta il primo, c'è il fallo forse non segnato dal signor Callipo. Qui se ne va Devola, forte in mezzo, Priolo, stop Priolo, doppia finta, arriva Ferrara, body check, c'è il fallo. Come prende la palla? Dai, dai! Guarda che tempo a sinistra. Sì, ma si è fatto bene il video. Come c'è fatto questo? Uno e due. Pronto Bonfardino. Fischia Callipo. Bonfardino! Forte! Sotto le gambe! Arriva l'8-7. Bonfardino! Al 10° tiro è arrivato il gol di Bonfardino. Tanto c'è il fallo proprio di Bonfardino su Parlato, arriva il giallo per Bonfardino. Troppo irruento. Dopo la punizione mancherà un solo minuto. Pronto Parlato. Va lui deviato, Devola riparte. Ancora Devola, Paolisi, Devola. Giocano bene i due. Poi imbucata da Priolo, stop di petto, la palla rimane in campo, Priolo sguscia via. Ancora Priolo. Se ne vuole andare, Priolo guadagna un po' di secondi, termina per terra, guadagna la rimessa laterale? No. Largo c'è!
secondi, raga. 30 secondi al termine. 30 secondi con gli amici nostri abbiamo pareggiato. Anticipo secco di D'Amico, ultima occasione, D'Amico viene fermato, non c'è niente, Debola si ferma, riparte, triplo dribbling, ancora Debola, velocissimo, imposta da Faulisi, palla di ritorno, ancora Debola, lottano i due, c'è niente. Oh, ma non riesci la palla, perché che ma? Perché? Non è uscita! Priolo, ancora sotto la traversa, Priolo, vincono gli Ziccusi 9-7. Ah?